Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Al Carlo Zecchini si scende in campo per il 29esimo turno di Serie B-Win, gara che vale la zona playoff tra Grosseto 35 punti e Padova 36. Serena schiera in attacco Sforzini e l'ex Soncin con Caridi alle loro spalle. Speculare il sistema di gioco di Calori con De Paula è vantaggiato davanti e Di Nardo a fare da rifinitore. Un minuto di silenzio al Carlo Zecchini in onore dell'alpino Massimo Ranzani, caduto in Afghanistan. Si fa vedere subito il Grosseto con il traversone di Turati da destra, colpo di testa di Sforzini che gira bene ma alto sopra la traversa. Passa solo un minuto, però il Grosseto va in vantaggio, ancora Turati Sforzini, la premiata coppia mette a segno il gol del vantaggio. Sforzini al suo primo gol in maglia Grosseto, eccolo qui il traversone e il colpo di testa indisturbato del numero 32 con la colpevole difesa patavina che lo lascia colpire. La reazione del Padova è affidata al sinistro di Renzetti, gran botta, Narciso respinge e poi è più veloce Turati sul tap-in. Attenzione anche avvantaggiato che ci prova da fuori, questa volta Narciso addirittura in presa bassa va a bloccare il pallone. Senza speranze in questo momento il Padova, che poi reclama per un fallo da rigore su Di Nardo, che sembrava in effetti in vantaggio su Crimi, ma secondo l'arbitro della sfida, il signor Baratta, non c'è calcio di rigore. Si arrabbia Calori nell'occasione, si arrabbia anche il Padova, che allora con il taglio da parte di Vantaggiato trova poi il gol del vantaggio. Siamo al 28esimo minuto di gioco, Mora non riesce ad allontanare il pallone prima che abbia varcato tutta la linea di porta. Rivediamo controllo di Vantaggiato in mezzo a due, Narciso in questa occasione non impeccabile, e arriva il gol del pareggio del Padova, che prende coraggio nella sfida contro il Grosseto. Pensate che il Padova non ha mai vinto in trasferta in questo campionato. Cesare e Cuffa provano a mettere a segno il 2-1, ma Narciso questa volta si fa perdonare. Comincia la ripresa sull'1-1 al Carlo Zecchini. La prima occasione al quarto minuto è per il Grosseto con Nicola Mora, che trova il varco giusto per portare in vantaggio il Grosseto, ed è 2-1. Quarto minuto nella ripresa, quarto minuto nel primo tempo. I due gol del Grosseto, eccolo qui, quello di Nicola Mora, un bellissimo sinistro all'incrocio dei pali dove Cano non può arrivare. Davvero una pregevole esecuzione su calcio di punizione, lui che è uno specialista. Ci prova poi anche Rabito su calcio da fermo, ma questa volta Narciso è attentissimo. Poi Gallozzi con un tocco impreciso non va a impensierire Narciso, che si butta sul pallone, cerca di perdere anche qualche minuto nel finale. Ancora un'occasione sempre da calcio piazzato per il Padova, palla dentro di Vantaggiato, Cuffa sotto porta, non trova, è lo spunto vincente per il tap-in che avrebbe regalato il pari al Padova. Vuole il corner Cuffa, ma l'ultimo a toccare è proprio l'italo-argentino. Rivediamo nell'occasione il capitano del Padova che non trova il gol. E allora nel finale al 90esimo, attenzione perché Cesar si fa rubare palla da Papa Vaigo, entrato al posto di Soncin, ed è 3-1 Grosseto. Chiude qui il match la squadra di Serena con il gol di Papa Vaigo, la sua danza, la sua gioia, anche quella dei giocatori di Serena. Rivediamo qui Cesar ingenuo, si fa rubare il pallone, si aiuta un po' Papa Vaigo e poi trafigge Cano per il 3-1 al Carlo Zecchini. Dunque termina il match con la vittoria del Grosseto, che scavalca in classifica proprio il Padova raggiungendo i 38 punti. I patavini continuano invece a non riuscire a vincere in trasferta in questa stagione. Pensate, 7 pareggi e 7 sconfitte per la squadra di Calori, che addirittura non vince in trasferta dal 23 maggio dell'anno scorso con un 2-1 a Bergamo contro l'Albino Leffe.